Le automobili di proprietà dell'ex assessore e della moglie di Costantino Ciulla sono state distrutte da un incendio la cui natura adesso è al vaglio dei carabinieri. È successo verso l'1 della notte tra domenica e lunedì in via Michele Amari nel quartiere di Villa Seta. In fiamme la BMW X3 dell'ex componente della giunta Miccichè e la Peugeot 206 della coniuge. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino comando provinciale. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, nessuna ipotesi al momento esclusa dagli investigatori, compresa quella del fatto doloso. Costantino Ciulla, ricordiamo che è stato assessore alla cultura del comune di Agrigento fino alla scorsa settimana, quando il sindaco Franco Miccichè gli ha revocato le deleghe. E su quanto accaduto all'assessore Ciulla interviene oggi il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Adriano Barba, che esprime la propria vicinanza all'ex assessore e dirigente del partito, Costantino Ciulla, coinvolto nella notte scorsa in un episodio che ha visto la distruzione della sua auto e quella della moglie. A Costantino Ciulla va la mia piena vicinanza personale e quella di tutto il partito, dichiara Adriano Barba, per quanto accaduto nella notte. Confidiamo, conclude Barba, che venga presto fatta chiarezza sull'accaduto e ci auguriamo ovviamente che non si sia trattato di un atto doloso, ma di un semplice incidente.